Alors, sono nata in Guagno qualche anni fa. Sono nata in una famiglia di eravamo quattro, tre maschi e sono andata a scuola in Guagno, in cui tutti i miei amici di un paese erano tempi beati, perché non avevamo altro da fare che e di giocare tutti insieme. Dunque, a me Zidelina è stata meravigliosa. E a mia gioventù è stata un po' differente perché eravamo a scuola prima in Bigu, dopo in Ajaccio, ma tutti i sabati e domeniche eravamo qui e abbiamo giocato e frustato i nostri pantaloni grazie a tutti questi giassi e soprattutto da Redo Muraio da Aisha. La più bella annata che sono state l'anno di scuola in Guagno. Francamente l'anno di scuola in Guagno c'era poco pensieri, non ce n'era manco. Eravamo tutti insieme, si conosceva ognuno un paese, ognuno ci conosceva, si entra, si sortia e spartiamo ciò che c'era. Francamente erano i primi anni si erano di già. Digeri a spartir. A spartir, o fatto che a si portava pa uè, pa un male e anche pa nulla. Io sono andata all'anziana gendarmeria di Paese, eravamo 2, 4, 6 famiglie e ci vuol dire che eravamo sempre insieme. Se era pa giocare a bucce, o se era pa guardare su qualche western, o se era anche pa fare, preparare matrimonio, e a spartir. A spartir, o fatto che i nostri paesi sono cambiati. Beh, ciò che ne regretto mica è il fatto che un giorno può andare dritta a manca come vuole, un giorno può fare ciò che vuole, e poi come caso, 2 giorni a settimana faccio teletravaglio in Guagno. 20 anni fa non aveva manco pensato di poter lavorare in Guagno e è come se era lo mescagno in Ajaccio. N'era mica né più bella né più goffa, era differente. Si campava di un'altra maniera e non era mica, penso che non è mica più bello o meno che a Nanzu. Francamente penso che lui è bello a e che lui è cinera in Nanzu. Imparare, io penso che tutti i giorni si impara qualcosa, ma datevi i mezzi di imparare di fare qualcosa della vostra vita e del vostro paese e della vostra isola. Non è mica che mestieri e diplomi, cioè la imparare e cioè a darsi un po' a scuzzolarsi un po' e darsi confidenza in domani, semplicemente.